Siamo nel regno del Bahrain e i presupposti per un'ottima gara sono garantiti. Una roccaforte Ferrari ormai da anni, praticamente inespugnabile. Riusciranno ad aggiungere un altro trofeo alla bacheca? Oggi si gareggia sui 5 km 4 del magnifico circuito internazionale del Bahrain, con 15 curve e 2 ottimi punti di sorpasso, alla 1 e alla 4. Attenzione a curva 10, la frenata è molto delicata. Con me ai microfoni c'è Luca Filippi. Luca, è un piacere averti qui anche oggi. E ti chiedo subito, da veterano delle corse, come riesci a placare i nervi prima della gara mentre aspetti lo spegnimento dei semafori sulla griglia di partenza? Beh, immagino che comincino a sentire l'adrenalina al pensiero di approcciare la prima curva. Un po' come guerrieri che si preparano per una battaglia. Gli imprevisti rendono sempre nervosi, ma questo in parte è un bene, perché consente ai piloti di concentrarsi sulla situazione e di prepararsi alla partenza del Gran Premio. Prima di iniziare, rivediamo le posizioni sulla griglia di partenza. Il giro perfetto di ieri, Carlos Sainz gli è valso la pole position e Lewis Hamilton completa la prima fila. Proseguendo lungo la griglia, queste le posizioni: Leclerc, Schumacher, Pierre Gasly, l'uomo della... Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, sesto posto, che siamo in realtà settimo in griglia. Facciamo un po' di fatica, la macchina è forte ma boh, facciamo un po' di fatica queste prime gare. Dai, me lo dici chissà chi, ti prego dimmelo, chissà chi. Niente, non me lo dice, allora sono un po' incazzato per questo. Finalmente abbiamo qualche punto in classifica. Ma non rompere, ercacchio. Allora, sempre la strategia di un veneziano selvatico. Ok, preferisco sempre così. Abbiamo 29 laps. Ok, proviamo a stare sui 30. Teniamo un po' più di carburante. Cerchiamo di fare una partenza aggressiva con le miscelotte e le cosine. Vabbè, raga, andiamo. Dai, possiamo far bene. Bahrain è una gara comunque favorevole. Certo, un inizio non facile, ragazzi. Mi aspettavo un dominio sinceramente importante. Vabbè, è vero che avevo aumentato un po' la difficoltà, ma ho fatto tutti i test del caso e cambia poco, onestamente. Nel senso, non siamo ancora iper competitivi, ma calma ragazzi, mancano ancora 20 gare. Vai raga, è fondamentale fare una partenza degna di questo nome. Si parte Gran Premio del Bahrain, Mick è quarto, incredibile pole di Sainz. Ho esagerato, ci ho provato raga. Ci ho provato, però non è andata malissimo, dai. Abbiamo recuperato 2 posizioni. Partenza troppo aggressiva, peccato. Poteva andare meglio, ma anche peggio. Adesso però nel passo gara, teoricamente, anche dalle prove libere, ho visto che andavo molto meglio in gara rispetto alla qualificazione, quindi dai, possiamo fare bene. Concentration please, concentration. Occhio, attenzione, ma Mick rompe i maroni però, Mick mi ha toccato. Sta scappando via la McLaren, incredibile. Sainz scappando via. La McLaren vuole tornare protagonista. Grazie caro. Dai che comunque il rettilineo è casa mia. Attenzione, siamo molto vicini a Charles. Buono, primo giro andato. Ovviamente fastest di Sainz. Vediamo sempre che a Melbourne siamo partiti 20esimi e comunque siamo arrivati noni, ottavi. Quindi insomma non è... Sta iniziando la girandola, il valzer dei box, siamo secondi adesso. Sopra un attimo capire perché il ritmo è un po' così. Nel senso, quarti ok, teniamo il quarto posto, ma abbiamo perso ben 5 secondi dal terzo e avevamo circa 8-9 dal primo, quindi non sicuramente positivo. Diciamo che
No, la macchina è sempre veloce, però nella tenuta faccio un po' di difficoltà, quindi se un attimo dedicarci alla parte aerodinamica telaio, perché il motore c'è, assolutamente, però non riesco a guidare pulito. Ok, Leclerc rimane fuori. Ma poi è chiaro, una bella safety car mentre entro i box sarebbe perfetta. Speravo nella sosta ai box di Mick. La gomma com'è al 60%, sicuramente non è messa bene. Ho visto gomme migliori purtroppo. Faccio molta fatica a tenerla in pista adesso, eh. Rientri ai box alla fine di questo giro. Sì, non ce la faccio più. Non ce la faccio veramente più. La gomma è andata. Box. Vediamo un po'. Sicuramente speravo di rimanere un po' di più nella speranza di una safety car, però vabbè. Non si può avere tutto. Ah, non la tengo veramente più, mamma mia. Mamma che fatica. La batteria è carica, usa il pulsante sorpasso. Veramente tanta fatica. Anche Mick va ai box, questa non l'ho veramente capita. E ho anche avvertito che andavo ai box. Vabbè. Cagata Leclerc di Mick. Perderà tantissimo qua, cazzi suoi. Io ho avvertito il box. Rincoglionito Mick, veramente rimbambito qua. Brutto errore. Mamma mia, che brutta uscita con Ghiotto. Ex pilota della Comenda GP. Ok, Ricciardo ha rimesso le soft, ovviamente. Noi stiamo di media e dopo finiamo con le soft. Questo è la solita strategia comendiana che però ha portato a tante cose buone. Adesso vediamo dopo le sosta dove finiamo di tutti. Prossima sosta è prevista tra il 21esimo e il 24esimo, quindi diciamo sì. Io direi di andare al 20-21esimo e fare l'ultima parte con le soft. Però ragazzi veramente dura, eh? E ripeto, il livello c'entra poco perché ho fatto veramente i test della macchina che non è... mi dà problemi più nella tenuta chiaramente che nella velocità. Speriamo di superare tutti quelli che prima erano dietro di noi, speriamo di non aver perso posizioni. Ok, adesso siamo ottavi, però forse a sto punto Ricciardo l'ha presa la posizione su di noi, o sbaglio, perché era dietro di noi, c'era Leclerc, c'era Sainz, Leclerc, Hamilton e... sì, cazzo, ho già perso una posizione, bene. Sicuramente non è una cosa buona. Qua abbiamo il giapponesino. Adesso mi fa perdere tempo ovviamente perché è un cretino. Dai, per piacere. La macchina non ha danni, questo è importante. Per superarlo sono andato a zio Ken. Brutto errore. Lascialo perdere tempo con un deficiente del genere. Male, malissimo. 2,2 secondi.
Cume nervoso, che capisce che comunque con la macchina che ha fare sicuramente di più dopo la bella seconda stagione. Dai cazzo però! Ok, ce lo mangiamo adesso. Guarda come mi chiude, è incredibile. Gara della vita di Matsushita. Va bene. Ben fatto, hai conquistato una posizione. Però purtroppo Leclerc addirittura va di hard. Quindi Charles va di hard. Strategia ancora più cioè ancora diversa rispetto alla nostra. È ancora gara da decifrare, sinceramente. Non sarà semplice. Perché Charles con le hard vuole far bene. A questo punto sarebbe l'ideale una safety car alla fine, negli ultimi 10 giri. Però non possiamo sempre sperare nella debendata, eh. Tanto noi siamo sesti, probabilmente quinti, virtualmente quinti. Abbiamo perso una posizione con la sosta ai box, però va bene, dai. Pazienza. È l'ultima parte di gara che è la nostra parte. Fuori Gigi e safety car. Ritiro per Gigi. Questa è una bella notizia. Bellissima notizia. E andiamo a mettere le soft, cazzo. E ci giochiamola anche la vittoria, secondo me. È arrivata nel momento giusto. Gigi ha fatto la sosta con Ricciardo e se l'è preso in quel posto. E godo. Ok, abbiamo le soft, perfetto. Meglio di così veramente non poteva andare. Chiaramente Sainz va ai box, non è deficiente, purtroppo. E andiamo ai box. Anche noi. No. Ok. Boh. Il Cume ai box. Recuperi 52 posizioni. Boh, saranno veramente 10 giri. 9-10 giri veramente tosti, eh. Qualcuno le hard, però Bottas alle hard. Effettivamente non sarà semplice. Certo che noi con le soft, Schumi d'11°, anche lui le hard. Cioè, sulla carta abbiamo delle gomme veramente iper prestazionali rispetto a loro, eh. Cioè, fare 5-6 giri a bomba e recuperare più posizioni possibili, raga. Qualcuno andrà ai box sicuramente, spero, davanti a noi. Vediamo. Adesso è solo veramente un capire quanti vanno ai box. Perché se non va nessuno ai box davanti a noi sono un po' cazzi, eh. Siamo pronti a riprendere la lotta. E abbiamo una grande chance, anche se bisogna capire quanta gente effettivamente deve ancora fare l'ultima sosta. Subito alla tua posizione, altrimenti devo fare meglio sta partenza, zio Ken. Guarda che coglionazzo. Bruttissimo errore, imperdonabile. Guarda. Yellow flag ancora. Yellow flag. È successo qualcosa. Siamo già 11°, 2 posizioni guadagnate subito. Adesso dobbiamo tirare come dei pazzi. Abbiamo veramente le gomme migliori, nuove, perfette. Qua addirittura Ocon c'ha le hard. E Ocon superato, torniamo in zona point. Grazie amore. Torniamo in zona point. Se vogliamo puntare a qualcosa di grosso dobbiamo superarceli tutti velocemente questi. Tanto Sainz ha perso il comando, poveretto, mi dispiace per lui. Guarda che esternazzo, che sorpasso, bellissimo questo, esternazzo di una purezza disarmante. Ok.
del Tutti con le hard, sorpasso tutti spesso con le c'è hard energia sono. da usare. Sono tutti con le hard. Ce la possiamo fare, dai, dai, veloce però, Ci stiamo Kuma. avvicinando alla finestra del pit Non è stop. vero. Monteremo gomme morbide. Il Kuma ci prova, si butta. E fa l'errore, zio Ken. Errore kumendiano, si è fatto prendere dalla foga. Danni all'ala, zio Ken. Non è un danno gravissimo, però sicuramente potevo evitarlo. Abbiamo una strategia Ma stai alternativa zitto. a disposizione sul DMF. L'errore è arrivato, ma freghiamocene. Peccato dopo un bel sorpasso a Giovinazzi, cagata pura su Albon. Ma d'altronde se voglio tentare la zona podio devo rischiare. Ci voleva, non ci voleva. Bello questo. Ce la faccio, sì. Non ci voglio credere, me la riprende Russell, ma che cazzo? E me la sono ripresa con arroganza e purezza. I commissari hanno dato l'ok Purtroppo per però il sento un DRS. po' la danneggiata. Quel poco che però influisce un pochino sull'aerodinamica della macchina. Siamo settimi, tutti hanno medie e hard. Se vogliamo fare l'impresa dobbiamo non pensare all'alettone e fare il miracolo. E qua non posso prenderla. Zio Ken. Perché lo zio è meraviglioso. Stiamo gettando il cuore oltre l'ostacolo. La macchina c'è, le gomme anche. Il cume un po' meno. Noi dobbiamo dare tutto e rischiare su ogni sorpasso, se no non ne recuperiamo ancora tante di posizioni. Stiamo facendo le nostre migliori performance, Piano, l'auto non può ma siamo lontani dal fastest e questo non va bene. Chissà, forse con l'alettone giusto magari cambiava qualcosa, ma devo fare la stronzata con Albon, allora è giusto anche. Dai. La finestra Ok. del pit stop si è Ma stai aperta. zitto. Comunque nessuno va in box, è veramente solo la mia strategia così. La mia è quella di Sainz. Adesso siamo veramente vicini, però. Siamo veramente vicini a Junior. Siamo vicini a Junior. Siamo vicini a Sainz Junior. E ce lo ciucciamo. Ciucciato Junior. Siamo sesti. Ciucciato Junior, dai. L'obiettivo è il terzo posto, proviamoci, manca ancora un po', ce la possiamo fare, anche se le gomme è chiaro che le stiamo usurando a tantissimo per questa rimonta. Come siamo messi? Siamo già al 26%. Almeno al terzo posto, cazzo, voglio salire sul podio. Qua faccio fatica in certe curve, veramente sento il problema alla parte sinistra dell'alettone anteriore. Dai, però non le hard, loro, io ho la macchina migliore. Chiaramente nessuno va ai box. Guarda, qua mi umilia Carlos, ma che cazzo? Non che credo. Cioè qua Sainz ha fatto una cosa orrenda nei miei confronti.
Qua c'è tanta bagarre perché Gasly è lento come un porco. Norris l'ha superato, però non... Norris se ne va, secondo me. Devo fare qua il sorpasso, però... Bella, questa l'ho presa benissimo, cosa devo rischiare? Guarda che sorpasso perfetto, porto a casa. Peccato con Albon, cazzo! Questo è rischiosissimo. Cosa fa Bottas? Non ci voglio credere. Che schifo Valtteri. Non ci voglio credere, Valtteri, sei una merda. Non ci voglio credere. Valtteri praticamente è venuto addosso a tutti. Non ci credo. Vergognoso Valtteri, vergognoso Valtteri. Persona inutile Bottas, campione del mondo, ridicolo. Non ci voglio credere. Podio sfumato. Alettone non c'è più. Devo rimanere in pista ovviamente, ma... Sarà un'impresa disperata. Inizio di mondiale veramente complicato per noi, anche sfortunati. Il tuo compagno dietro di te è 2,8 secondi. Non si riusciamo almeno a tenere il quarto posto. Ma... Podio sfumato. Per colpa di un cretino. Che il suo nome è Valtteri Bottas. Proprio l'inutilità fatta a pilota. Mamma quanta fatica che facciamo. Facciamo una fatica impossibile adesso, eh. Ah no, anche se Gasly, c'ho Gasly pensa Gasly con le hard. Mondiale strano comunque, Norris secondo. Faccio un po' respirare il motore perché starà morendo. In realtà neanche tanto. Non la tengo più, non la tengo assolutamente. Bottas tranquillo anche. Un cretino veramente. Fai attenzione, crediamo che tra pochissimo perderai aderenza. Anche le gomme messe. Impresa disperata a mantenere la quarta posizione. Vaffanculo cretino. Mi butto, non me ne frega niente, mi butto. Vara. Sì, avvertimento. Il Bottas non ce l'ha l'avvertimento, zio, ok. Pazzesco. Su Albon ho sbagliato io e lo so. Però cazzo, Bottas non può entrare così. Ha preso chiunque, chiaramente chi ha preso più di più, ma è ovvio. Mamma quanta fatica, manca ancora 3 laps. Bel culo Gasly, in condizioni normali lo prendevo sicuro. Mamma mia, che mondiale curioso. Mondiale veramente incredibile. Un inizio abbastanza sorprendente. Mick vince la prima, poi fa la cagata con la sosta. E ciao. Abbiamo Gasly terzo, Norris secondo. Il Cume che non è competitivo come l'anno scorso, comunque non come la previsione. Dai, voglio la rottura di Gasly, del motore, ti prego. Bottas, oh beh, perfetto Valtteri, eh. Sono entrato vai box la McLaren, questa non l'ho capita. Per i problemi sicuramente, perché andare in box a 2 giri dalla fine è curioso. Ma Valtteri, ma che si è inventato Valtteri? Cioè ci è arrivato addosso così. Dai, un giro e mezzo. Teniamo almeno la quarta piazza.
Tanto va a vincere una Ferrari e fa già ridere così. Charles. Vuole vincere il mondiale Charles. Gigi ancora fuori. Bottas, campione del mondo. Così. Attiviamo la modalità sorpasso e consumiamo un po' della sua energia. Faccio quello che voglio io. Dai, ti prego, ritiro di Gasly o di Norris. Charles mi dispiace, ma Gasly e Norris. Che Norris mi piace in realtà come pilota, però voglio il podio. Ma è ormai impossibile, dai, ci vuole proprio un colpo di culo senza senso. Super giro di Leclerc intanto, non so come. E inizia l'ultimo giro del final lap comandiano. Sei all'ultimo giro. Io sono la macchina che ha un catorcio, veramente. Ancora. Dai, teniamo duro, teniamo duro. Bottas sa di bello solo la fidanzata. Per il resto ha vinto il mondiale l'altro anno veramente sfruttando le disgrazie di Gigi, campione del mondo della prima stagione comandiana. Seconda Bottas, la terza voglio vincerlo io. La macchina tra le gomme. Ancora Bottas che... Ma è ma guardate Bottas ancora! E perde la posizione godo, cazzo. Grande Russell, ma veramente un deficiente. Bottas se ne perde anche un'altra, mamma come godo. Libidine purissima. Ci stiamo attenti da Russell Crowe. Tanto vince Charles. Grande Charles. E noi riusciamo con le unghie e con i denti almeno a tenere la quarta piazza. Fuori dal podio, ma con quello che è successo va bene così. Ok, va bene, va bene. No, ok. Ok, gara finita. Fai attenzione alla macchina mentre entri. Mamma mia. Pilota del giorno Giorgino Russell, se lo merita. Guarda, coglionazzo. Di Binotto. I trionfatori di oggi. Gara spettacolare. Che podio strano, ragazzi, mamma mia. Da parte della Ferrari. Diamo un'occhiata alla classifica piloti. Con lo straordinario risultato di oggi, Charles Leclerc passa al comando della classifica. Ora classifica abbiamo... dai, siamo alla seconda gara, va bene. Non ci sono dubbi, il titolo di pilota però del giorno ci dobbiamo svegliare, E primi nella costruttori con la McLaren, pazzesco. Raga, sotto il comando veneziano, facciamo un po' di fatica, ma non preoccupatevi, lotteremo per il mondiale fino all'ultima gara. Ciao!